beccata con le mani nel vasetto. No, in realtà beccata con la fetta di crostata. Perché? Perché in realtà io sto facendo la mia merenda in questo momento. È metà pomeriggio, c'è caldo, uno spuntino con della frutta non guasta e qui a Valgrande questo si fa. Sì, abbiamo ancora l'abitudine dello spuntino pomeridiano fatto con un gelato, un frullato con la frutta fresca o con una fettina di dolce che era stata preparata. Quegli stessi dolci che noi prepariamo durante questo periodo nei nostri pranzi estivi. Infatti, grazie alla frutta di stagione, io sto proponendo le crostate con la crema pasticcera e con i fichi e quindi cotti al forno, oppure una crostata più fresca, sempre con la crema e le pesche, oppure a fine pasto proponiamo i sorbetti di frutta fresca. E pensate, qualche ospite mi ha chiesto di aggiungere una puntina di grappa nel sorbetto al melone, che vi posso assicurare è una delizia. Però io vi ho parlato solo di dolci, ma qui a Valgrande in realtà non si gustano solamente i dolci, ma anche tutti i nostri piatti estivi, realizzati con le paste fatte in casa da noi e con la verdura di stagione. Pensate che in questo momento sto proponendo i maltagliati in asciutto, serviti tiepidi con melanzane, spicchi di pomodoro ben maturo, però prima insaporito nel basilico. Tutta questa pasta arricchita con un cucchiaino di ricotta al grana padano. Siete curiosi di assaggiare le mie preparazioni? Allora io vi dico, veniteci a trovare al Grande e fatelo con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo nei soliti contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Io vi aspetto, però in realtà continuo con la mia fantastica merenda. Ciao!